Frida. Signor Presidente, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha segnato un punto di partenza, è stato uno spartiacque per l'approccio della politica e delle istituzioni ai problemi dei disabili, influenzando i processi decisionali e ponendo la questione della disabilità al centro dell'agenda politica nazionale ed europea ha dato il via ad una sorta di effetto domino. Gli Stati membri, le istituzioni comunitarie hanno modificato sensibilmente le loro politiche e attuato delle riforme per cui i diritti dei disabili sono inclusi ormai in ogni settore. Giustamente non si parla più di trasporti, turismo, occupazione, di istruzione, infrastrutture, partecipazione alla vita pubblica senza dedicare misure specifiche all'accessibilità per i disabili. Però molto ancora resta da fare. Permangono ancora delle differenze sostanziali di trattamento tra Stati membri e bisognerebbe iniziare creando degli standard minimi a cui tutti gli Stati dovrebbero iniziare ad adeguarsi. Per esempio, in Europa i disabili sono 80 milioni ed è giusto che abbiano tutti lo stesso trattamento, le stesse opportunità e gli stessi diritti e ovunque. Grazie. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1 λεπτό ο κύριος Χρυσόγονος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η απόσταση λόγων και πράξεων είναι χαόδης. Ακούσαμε σήμερα μεγάλα λόγια από την Επιτροπή για την πρόθεσή της να προωθήσει την προστασία ατόμων με αναπηρίες. Στην πραγματικότητα, οι πολιτικές λιτότητας που